È giallo a Palermo sul tentato omicidio avvenuto ieri pomeriggio al CAF di Via Oreto, dove un uomo armato di pistole è entrato nel patronato e ha sparato un colpo contro il titolare Salvatore Oddo di 45 anni, ferendolo alla nuca, per poi darsi alla fuga. L'uomo, con dei piccoli precedenti penali per ricettazione, titolare del CAF che aveva appena aperto da 8 mesi, è stato ricoverato al reparto di chirurgia dell'ospedale civico. Le sue condizioni al momento non sono gravi. Ieri pomeriggio sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia che hanno riferito di aver trovato Oddo riverso per terra, ma ancora lucido. Le prime dichiarazioni dell'uomo, in comprensibile stato di shock, sono state però sommarie. Oddo infatti avrebbe dichiarato di non conoscere il suo aggressore e che si sarebbe trattato di un tentativo di rapina. All'interno del patronato, gli agenti della squadra mobile di Palermo, che stanno ricostruendo l'accaduto, hanno ritrovato un'ogiva del proiettile. Adesso è caccia all'uomo, sono 3 al momento le piste seguite dagli inquirenti. Quella della tentata rapina, una discussione per futili motivi sfociata poi in sparatoria e al momento non si esclude neanche che si possa essere trattato di un regolamento di conti.